Le alluvioni degli ultimi anni hanno portato drammaticamente alla ribalta il tema della sicurezza idraulica, una questione sulla quale, tra le prime in Italia, ha posto la sua attenzione la Regione del Veneto. Purtroppo il rischio dobbiamo appunto prevenirlo soprattutto con quelle che sono azioni di manutenzione, di interventi appunto strutturali, dalle famose casse di espansione, ma anche al garantire la sicurezza degli argini. È un rischio con cui dobbiamo convivere e dobbiamo soprattutto anche essere pronti ad affrontare. Penso sarà questo anche l'impegno che la Regione sta mettendo nella pianificazione di un piano di interventi nel momento del rischio, garantendo a tutti quali sono le proprie competenze e soprattutto sapere chi deve intervenire e in quale modo. Da qui l'apertura di cantieri imponenti e l'investimento di somme importanti. I cantieri aperti come consorzio di bonifica sono 137 per un importo totale di 217 milioni di euro, quindi stiamo lavorando con imprese soprattutto venete, quasi esclusivamente venete, in questo territorio per 217 milioni di euro. Serve dunque una visione strategica che rende indispensabile l'impegno di tutti, istituzioni come privati. Tutti quanti devono fare la loro parte, per questo ovvio con responsabilità diverse, perché la Regione ha una sua responsabilità, lo Stato pure, i consorzi si prendono tutte le responsabilità del loro ambito, anzi dicono ai comuni guardate siamo qui a lavorare assieme perché se ci sono delle aree private che riteniamo possano essere di utilità pubblica, le mappiamo, le controlliamo, facciamo gli accessi doverosi e li manuteniamo noi, per cui la nostra parte la faremo fino in fondo a 360 gradi.